Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Siamo pronti ad analizzare qualche partita. In questi giorni, in queste settimane non si parla altro del caso Niemann, o meglio di questa battaglia mediatica tra Carlsen e Niemann, in cui Carlsen, il campione del mondo attuale, accusa pubblicamente il suo ex avversario qualche settimana fa all'interno della Sinquefield Cup, quindi torneo fortissimo negli Stati Uniti. Carlsen perde la partita, si ritira dal torneo e poi una settimana dopo, forse due, decide di non affrontare il suo avversario americano, il suo avversario statunitense Hans Mock Niemann. In questi giorni l'attenzione mediatica è andata proprio su questo giocatore americano che ha creato così tanta curiosità intorno a lui che la maggior parte dei grandi maestri di fama mondiale si sono tutti schierati dalla parte di Carlsen. Per quale motivo? C'è una crescita allucinante e una crescita veramente disumana da parte di Niemann, che nel giro di 4 anni realmente riesce a passare dai 2200 fino a quasi 2700, qualcosa di unico, incredibile, che appunto ha attirato l'attenzione di molti. Carlsen sostiene che Niemann, oltre ad aver barato su internet, come lui ha ammesso, sicuramente anche in qualche occasione. Oggi vi mostrerò due partite in cui ci saranno delle considerazioni molto interessanti da fare. Queste sono due partite molto vecchie. La prima che vi mostro è stata giocata quando Niemann aveva 2460, ancora il titolo di maestro internazionale, all'interno di un torneo chiuso valido per norma di grande maestro negli Stati Uniti. Il suo avversario è un altro giovanissimo talento statunitense di nome Christopher Yo. La piattaforma che sto utilizzando quest'oggi non è la solita. La piattaforma di oggi è Chess24, che è molto famosa per le dirette delle partite. Infatti vedete che accanto alla mossa, quindi 4 e 5, c'è un numerino e quel numerino indica i secondi pensati e dunque diciamo durante la diretta, la trasmissione delle partite, si può anche vedere quanto realmente abbiano pensato i due giocatori. Quindi 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, cavallo F6, fino a qui tutto abbastanza normale, non voglio entrare nel dettaglio. C'è da dire che questa mossa giocata dal bianco probabilmente è un effetto sorpresa, una preparazione da parte del giocatore con il bianco, del giovanissimo Christopher Yo, che vuole portare magari fuori teoria, fuori preparazione il suo avversario. E così ci riesce, perché se vediamo, se facciamo attenzione, magari ancora non potete vederlo bene, comunque Niemann in questo momento, siamo alla mossa numero 5, ha pensato ben 9 minuti. Ok, così dovreste riuscire a vedere. Ha pensato ben 9 minuti su questa mossa. Cosa significa? Che probabilmente è stato sorpreso in apertura, probabilmente una posizione nuova. Il bianco continua a giocare le sue mosse naturali, probabilmente ancora dentro la preparazione teorica. Dopo l'alfiere A4 D6, chiaramente l'idea di questa alfiere è quella di inchiodare questo cavallo e dunque la cattura in D4 è sempre possibile. Alfiere cattura in C6, pedone per C6, cavallo per D4, e qui direi che il bianco sta meglio. Il bianco sta meglio perché ha un piccolissimo vantaggio di sviluppo dato dal fatto che il bianco sia già riuscito ad arroccare. Questo cavallo al centro domina un po' la scacchiera, cavallo per C6 è una minaccia spontanea e questa posizione si considera dal punto di vista teorico migliore per il bianco. Alfiere D7 è giocata, donna F3, minaccia, e attualmente c'è un'idea strategica. L'idea strategica è giocare alfiere G5 per poi rovinare la struttura pedonale. L'altra idea potrebbe essere che la donna, in coordinazione con il cavallo, puntino appunto questa casa C6 e per ultimo, non inferiore senz'altro, questo cavallo in F5. Quindi qui la partita è continuata, C5, cavallo F5 e H6. Però attenzione, perché questo è un momento in cui si raggiunge una posizione abbastanza nota. Non è una grandissima posizione per il nero, però una posizione dove dal punto di vista umano io mi trovo di fronte a un cavallo in F5 e dico ok, questo cavallo dà così fastidio che lo elimino. E così come sto ragionando adesso, vi assicuro che tanti grandi maestri hanno ragionato esattamente allo stesso modo. Ci sono dei precedenti nel database dove praticamente la totalità
dei giocatori, nel vedere un cavallo in F5 superare la metà scacchiera, decide appunto di eliminarlo. Alfiere per F5 è la mossa più spontanea, ma qui dopo ben 17 minuti di pensata, quindi 17 minuti in cui il nero probabilmente si ritrova per la prima volta in una posizione nuova, decide di giocare H6, che è veramente strana. Ok, perché è una mossa strana? Perché chiaramente, va bene, è logica perché vogliamo evitare che l'alfiere vada in G5, è strana perché stiamo muovendo un altro pedone, quindi sto perdendo un tempo. Sto perdendo un tempo che potrebbe creare un ulteriore ritardo di sviluppo. A questo punto è come se Niemann mettesse in moto il turbo, come diciamo che questa partita è stata commentata da un collega, o meglio da un fortissimo grande maestro spagnolo qualche giorno fa, e in un'intervista lui diceva ok, è come se qui cambiasse il chip, tipica espressione spagnola per dire che qui chiaramente cambia il proprio stile di gioco. Come vedete, dopo H6, la quale è stata pensata 17 minuti, qui si accelera, torre 1, mossa spontanea, l'idea potrebbe essere 5, e adesso Niemann inizia a giocare una sequenza di mosse pensando veramente poco, perché alfiere C6 viene giocata all'istante, alfiere C6 manteniamo un po' di pressione sul punto E4, potrebbe comunque essere una mossa logica, però giocata dopo 27 secondi. Donna C3, e Donna C3 l'idea fare pressione su questa diagonale lunga, probabilmente Donna D3 un po' meglio, perché in prospettiva di quello che si verificherà dopo in partita, tra poco ve lo dirò, la Donna in D3 potrebbe essere meglio perché comunque controlla le case chiare e magari punta questo pedone in A6 che è rimasto isolato. Fiere C6 sulla partita, Donna C3, Donna D7, anche questa è una mossa parecchio strana, giocata dopo 4 minuti di pensata. E dovete sapere, per chi non ha mai fatto agonismo, che durante il corso delle partite è chiaro che ci sono giocatori molto più predisposti a giocare veloci, quindi magari sono dei grandi talenti che cercano di giocare rapidamente anche per provare a mettere sotto pressione l'avversario. Però è veramente difficile farlo, soprattutto in una posizione dove stiamo peggio. F3, giocata sulla scacchiera, arrocco. E anche questa è una mossa parecchio strana perché ci sono delle colonne praticamente libere e quindi a rocco lungo sembra molto complicata. Questa sarà una casualità, comunque la prima mossa analizzata e la prima mossa proposta dal software. Alfiere per H6 sembra un pedone in presa, di fatto il bianco cattura questo pedone, in caso di cattura Donna per F6 la posizione sarebbe totalmente a favore del bianco, con un pedone in più, un cavallo fortissimo in F5 che blocca la sua posizione. Eppure alfiere per H6, che sembra una mossa spontanea, e vi dico spontanea anche perché non sembra esistere un attacco sulla colonna H, perché nei peggiori dei casi questo alfiere tornerà indietro, alfiere F4 sarà sempre pronto magari per difendere il punto H2, e quindi alfiere per H6 il bianco ha un pedone in più. Ma come dicevo prima, nel momento in cui Niemann in questa partita mette il turbo, perché non pensa diciamo tantissimo per quanto sia una posizione critica, c'è anche da dire che potrebbe aver pensato col tempo del suo avversario. Comunque qua dopo 50 secondi gioca D5. D5 gioca sul fatto che si vuole aprire questa diagonale, non abbiamo paura da nero a essere attaccati sul lato dove abbiamo il nostro re, e si gioca un po' sul fatto che questo cavallo difeso da un pedone che viene sopra e viene attaccato più volte. Alfiere per G7, secondo pedone di vantaggio, il bianco probabilmente qui era convinto di aver vinto la posizione non sapendo che in realtà questa è una posizione già compromessa. Alfiere cambia in G7, lui riprende e a questo punto pedone per E4. Sono tutte mosse giocate dopo pochi secondi, come se quando è stata effettuata quella pensata di 17 minuti il nero avesse già risolto la partita. D per E4, come vedete la barra pende dalla parte del nero, qui il nero secondo il software è in netto vantaggio, eppure il bianco ha un pezzo in più. Questa è una posizione molto critica, infatti è veramente curioso il fatto che Niemann continui a giocare velocissimo. Dopo Donna per F6 il bianco ha un pezzo in più, un attacco del nero che è tutto da dimostrare se possa esistere, e si gioca pedone per F3 che ovviamente, dato che la posizione si sta complicando, risulta essere una mossa spontanea. Pedone per F3 sulla scacchiera giocata dopo appena 10 secondi, cavallo F5 torna indietro,
e questo cavallo magari è pronto per rientrare in difesa. Eppure lì, all'istante, dopo cavallo F5, Niemann di nuovo sulla scacchiera, torre G8. Torre G8 minaccia temi di matto. Si minaccia torre per G2, seguita da torre per H2, oppure torre per G2 e su Re F1 una silenziosa alfiere B5 porterebbe lo scacco matto. E allora cavallo G3 non resta che essere la mossa spontanea. E anche qui diciamo che questa posizione crea tanta curiosità, e a posteriori, visto che c'è una grande lente di ingrandimento su questo giocatore statunitense, su Niemann, in tanti si chiedono, beh, qui sembra molto spontanea per il bianco, sembra molto spontaneo per il nero catturare senz'altro in H2, magari io catturo in H2, lui ricattura, donna G4, queste sono tutte mosse da prendere in considerazione, anche se al momento non funziona, perché su donna G4 attacco il cavallo, dietro di lui c'è un pedone attaccato dalla donna, dalla torre, eventualmente anche dall'alfiere, però su donna E5 sembra che si riesca a reggere un po' la difesa. Adesso è veramente difficile, non ho approfondito tantissimo questa posizione, però torre per H2 direi che è comunque una mossa spontanea. L'altra mossa, probabilmente molto spontanea, è pedone per G2. Io catturo in G2 per poi minacciare i vari temi di matto o sacrificio, perché potrei minacciare donna H3, quindi la mia donna la sposto qui in H3 e poi catturo in H2, così come potrei minacciare magari in alcune linee, non so, senza pensare troppo, un torre per G3 decisivo. Ok, posizione curiosa. Comunque qui Niemann gioca qualcosa di veramente strano, gioca questa mossa Re B7. Re B7 è una mossa così profonda e così difficile da immaginare, che mi sorprende, personalmente mi sorprende parecchio, perché in questa posizione dove noi stiamo attaccando, fare una mossa difensiva come Re B7, giocata anche questa velocemente, dopo soltanto 3 minuti, è veramente particolare. E dopo Re B7 il problema è che qualsiasi cosa faccia il bianco è persa. Quindi questa è una posizione persa, l'ultimo tentativo del bianco è quello di giocare a 4, e qui Niemann gioca immediatamente torre per H2. Torre per H2 e torre A3 per difendere, perché in caso di re per H2 donna G4 porterà al matto. E aver tolto il re dall'ottava traversa, comunque aver tolto il re per difendere l'alfiere, salva tutti i possibili controgiochi avversari. Molto curioso. Quindi torre per H2, torre A3, a questo punto torre per G3. E la partita è veramente strana, perché qui torre B3 scacco, re A7, e adesso si scopre che quella manovra di re giocata dal nero, re B7 per salvare il proprio re, e aveva intenzione di nascondersi in A7 dopo questo possibile controgioco, e la posizione è persa, adesso non c'è più modo di difendere il punto G2. Partita incredibile, sono soltanto 22 mosse, e in un'apertura strana perché sembrava molto solida, e adesso ve la rimostro. Quindi una partita che inizia come una spagnola, però poi per altre vie si rientra in una sorta di Philidor un po' più brutta. Per quale motivo? Perché il bianco è rimasto con i pedoni, o meglio il nero è rimasto con i pedoni doppiati, quel pedone A6 debolissimo, e infatti in questa posizione, vi dicevo prima, la teoria dice ok, eliminiamo questo cavallo in F5 e poi ce la giochiamo, e poi da lì in poi inizierà la partita. Un'altra mossa spontanea, quale potrebbe essere? In realtà non ce ne sono tante, però H6 è veramente curiosa. E dopo H6 torre 1, alfiere C6, donna C3 piccola imprecisione, perché col senno di poi quando il nero roccherà lungo, però chi mai può immaginare che il nero qui voglia roccare lungo? La donna in D3 sarebbe stata meglio. Donna D7 giocata, F3, arrocco lungo, alfiere per H6 sembra facile perché guadagno un pedone senza un apparente controgioco, e dopo D5 ne guadagno un altro. Quindi la partita è continuata in questo modo, pezzo di vantaggio per il bianco che in realtà non è sufficiente per vincere. Questa è una posizione persa. È molto profondo il calcolo da parte del giocatore con il nero. Ok, in tanti dicono beh, magari è stata una preparazione, magari Niemann è così forte che si allena tantissimo con il software che si è abituato a giocare mosse del computer. Potrebbe darsi qualsiasi cosa, ancora non è chiaro quali siano le accuse di Carlsen e cosa Carlsen abbia nelle sue mani per sostenere che Niemann abbia magari in qualche occasione barato anche dal vivo. La seconda partita che vi mostro è sempre di Niemann, in questo caso anche lui con il nero, giocata in Italia, giocata se non erro a Bassano del Grappa, e la partita in questo modo. Il bianco è un fortissimo maestro internazionale spagnolo di nome Martín Duque,
E Niemann in questo caso 2526, quindi è diventato da poco grande maestro e inizia qui la sua scalata verso i 2700 punti. Partita spagnola, senza entrare troppo nel dettaglio, vediamo un po' come è andata l'apertura. Il nero ha deciso di porre, di sviluppare un alfiere in B7 con idee future, probabilmente la spinta in D5, D5 avviene, e qui nonostante sembri che il nero abbia un pedone in meno, questo pedone è sacrificabile, di fatto è stato sacrificato per avere un po' di compenso, e il compenso è dato dal fatto che quest'alfiere di case chiare chiaramente domina la diagonale più lunga. L'alfiere di case chiare potrebbe successivamente essere aiutato dalla donna che si potrebbe spostare in G6, dall'alfiere che potrebbe andare in C5, quindi con la famosissima coppia degli alfieri che punta alla rocca avversario, lì siamo più che contenti. Torre 4 giocata in partita. Torre 4 non è la migliore mossa, la più frequente è la ritirata in E2 oppure in E1. Torre 4 strana, però diciamo è una mossa molto particolare. E come si può confutare Torre 4? E in questo caso, così come vi dicevo prima, ci sono momenti in cui nel gioco di Niemann, soprattutto nelle partite giocate trasmesse in diretta su internet, c'è qualcosa che di particolare. Hanno tutti in comune che c'è una parte del gioco dove magari avviene una pensata un po' più lunga e poi gioca velocissimo. C'è da dire che mi è capitato per esperienza di giocare in diverse occasioni con giocatori che ti giocano istantaneamente. Una volta ho giocato con Gukesh, quindi quando aveva 12 anni, e lui ogni volta che mi muovevo era già pronto a giocare la mossa successiva. Però erano posizioni meno taglienti. Ok, qui il nero gioca C5. C5 potrebbe essere un po' logica perché cerca di sfruttare il fatto che questa torre lungo la diagonale non stia bene, e dunque C4 ha l'idea di metterla sotto attacco. E cavallo D2, C4 immediata, pensata dopo 4 minuti, e questa sarà probabilmente la pensata più lunga che farà Niemann durante questa partita. Qual è l'idea? In caso di pedone per C4, che è la mossa giocata, il nero gioca cavallo C3 doppio, questo cavallo in presa. In caso di cattura, alfiere per E4, si gioca sul fatto che il cavallo in D2 sia inchiodato. Il nero dopo cavallo C3 si trova di fronte a C5 da parte del bianco, e adesso, come vi dicevo, quei 4 minuti erano la pensata più lunga da parte di Niemann in tutta questa partita. Quindi gioca donna D8, pedone per C3, alfiere per E4, qualità di vantaggio, e anche dopo alfiere A3 e alfiere B7, come vedete, anche la fine della partita, cioè il nero, un grande maestro con 2526, che termina la partita con 1 ora e 21 minuti. È come se non avesse pensato assolutamente nulla, perché si inizia con 1 ora e 30 minuti, ci sono 30 secondi di incremento, però diciamo è veramente difficile. Solitamente accade anche che in posizioni vantaggiose, come potrebbe essere questa, perché qui il nero ha una posizione comoda, vantaggiosa, però non deve correre rischi. Il giocatore che è in vantaggio più delle volte respira, fa un respiro profondo, si mette lì, pensa e cerca di ridurre al massimo il controgioco avversario. Eppure Niemann continua a giocare al tocche, continua a giocare al tocche, come direbbero in spagnolo, quindi all'istante. B4, ovviamente in caso di alfiere per B4 si continua con A5, attacco l'alfiere si sposta, arriva a 4, questo alfiere in B3 è perso. Quindi dopo alfiere B2 arriva alfiere F6, propongo il cambio del pezzo più forte, fino a qui magari non c'è tanto da pensare. Torre D8, attacco la donna, anche qui non c'è molto da pensare, e il nero gioca all'istante torre 8, anche qui sono tutte mosse spontanee. Cavallo G3 giocata sulla scacchiera, donna C6 ti minaccio matto, donna F1 difende, e a questo punto A5. A5 vuole intrappolare l'alfiere con A4, così come abbiamo detto prima. C3 sulla scacchiera, cattura in C3 è pur sempre un pedone gratuito, pedone non difeso. Dopo alfiere C2, torre D2. A questo punto arriva torre C1 e subito all'istante torre per C2. Torre per C2, tipico tema di deviazione che vince all'istante, perché in caso di torre per seguirebbe torre 1 con l'immediato attacco lungo la batteria, quindi alfiere e donna in C6 puntano in G2, quindi l'unico difensore, la donna bianca, che in caso di rimozione porterà al matto. Ok, le ultime mosse sono chiaramente facili da parte di Niemann. Ok, si è mossa la scacchiera.
Dicevo, le ultime mosse sono sicuramente molto facili e spontanee da parte di Niemann, eppure sono tutte mosse che chiaramente sono giocate velocissime, e questo crea tanti sospetti, diciamo, crea tanta curiosità. Il grande maestro Iescas, commentando alcune di queste partite, dice: ok, sono partite giocate veramente estremamente bene da Niemann, dal giocatore statunitense, però è molto strano l'approccio, perché se siamo in vantaggio cerchiamo di ridurre al minimo il controgioco avversario, eppure giocando velocissimo questo mostra delle capacità tattiche uniche. Rivediamo la partita. Dunque, sacrificio di pedone per il nero, torre per E5, donna di 7 attacca la torre che si sposta, arriva a C5 ed a C4 e dopo cavallo di 2 C4, creando il tema tattico che abbiamo visto in partita. Quindi cavallo C3, C5 intermedia, donna di 8, pedone per, alfiere per E4, qualità di vantaggio per il nero che dopo alfiere A3 mette, diciamo, l'acceleratore, perché adesso, da adesso in poi realmente Niemann non pensa più nulla. Alfiere B7 arriva a C4, B4 tattica, cambiamo l'alfiere forte del bianco e a questo punto miglioro le torri. Sono tutte mosse abbastanza spontanee. Donna C6 minacciando matto, donna F1 e a questo punto arriva la combinazione finale con A5, idea A4 per intrappolare l'alfiere, e dopo alfiere C2 e arriva la prima torre, perché su torre C1 segue torre per C2 e abbandono immediato da parte di Martin Duque. Ok, sono partite notevoli da parte di Niemann. Chiaramente non si vuol dire che ci sia qualcosa di strano, però sicuramente c'è qualcosa di unico, di eccezionale. Spero che questa analisi di questa partita vi sia piaciuta e appuntamento alla prossima.